Può per gli alunni di terza media, una triste pagina della storia italiana per decenni caduta nell'oblio, diventare occasione di riflessione anche fuori le austere mura di un'aula didattica? La risposta è affermativa ed è ciò che in mattinata hanno vissuto gli allievi di una classe dell'Istituto Comprensivo Mendola Vaccaro di Favara, protagonisti del caffè letterario promosso dalla scuola diretta dalla dirigente assunta a Curso Tagano. In un noto bar di Piazza Cavour, gli studenti, accompagnati dalla docente Valeria Garraffo, hanno incontrato il professor Giuseppe Crapanzano, autore del libro L'Istria di Gina. Nel libro l'autore intervista la signora Gina, sopravvissuta al regime comunista di Tito. Angelina Bratovic, al secolo Gina, racconta di avvenimenti che si sono verificati in Istria e Dalmazia, spaccati storici come gli infoibamenti che per lunghi decenni sono stati censurati dalla storia contemporanea, ma che dal 2004, con l'istituzione della giornata del ricordo che si celebra il 10 febbraio, sui libri di storia stanno lentamente riottenendo gli spazi a lungo negati. Questo io devo ringraziare la professoressa Garraffo e la scuola media Capitano Vaccaro per avermi dato questa opportunità nel incontrare i ragazzi e affrontare un argomento della storia che, come si diceva, è stato dimenticato per 60 anni. 10 anni fa, infatti, con la istituzione del giorno del ricordo si è cominciato a parlare, ma ultimamente dobbiamo dire che si è quasi fatto un passo indietro, quindi tolto quel giorno istituzionale dell'argomento del dimenticato continua ad essere trasmesso così e lasciato nel dimenticatoio. Agli studenti, oltre che i contenuti del libro, sono stati mostrati anche dei video descrittivi sulla zona geografica di cui si parla. Particolarmente apprezzata è stata poi la colazione effettuata, un modo questo che sicuramente influisce positivamente sull'apprendimento dei ragazzi stessi, e di questo ne sono consapevoli gli insegnanti, che si augurano che l'esperienza del caffè letterario possa continuare anche per il futuro. Devo dire che così forse si cattura meglio l'attenzione dei ragazzi, perché cultura non vuol dire solo essere all'interno dell'ambito scolastico, assolutamente, si può insegnare, si può apprendere, ma forse anche meglio fuori. Io penso che siano anche più motivati.